Padana Sementi, da 3 generazioni, produce e commercializza sementi di piante foraggiere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggieri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi, making better seeds. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. L'immagine del giorno del ringraziamento per raccontarvi un'altra agricoltura possibile. Benvenuti in un'altra puntata di Agricoltura Veneta, siamo a Preganziol, provincia di Treviso, e vi vogliamo raccontare la storia delle comunità di supporto agricoltura, ovvero delle CSA. Siamo venuti qui per capire meglio che cosa sono queste comunità, come funzionano e quali sono questi scopi, appunto, gli scopi di questa comunità. Allora ne parliamo con Domenico Maffeo. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa sono queste comunità di supporto dell'agricoltura? Noi decidiamo insieme cosa produrre e copriamo i costi di questa produzione. Non è più un atto di vendita, ma un atto responsabile di sostegno per fare in modo che il cibo arrivi nelle proprie case. Perché voi si intende lei che lo produce, ma anche L'intera comunità, di cui faccio parte anch'io e di cui fa parte anche questa casa che vedete alle mie spalle. È una comunità di una quarantina di famiglie. che abbiano tutte quante qua. Non tutte quante qua, ma nei territori limitrofi, Preganziol, Mogliano, arriviamo fino a Mestre e Treviso, perché siamo la prima CSA del Veneto. Siamo poi riusciti a farne gemmare un'altra a Padova, ma quando si diffonderanno avranno una localizzazione più ristretta. Quindi le CSA sono praticamente delle famiglie che alcune abitano qui, altre abitano in giro per la provincia, che si trovano tutte insieme per avere una produzione di un certo tipo in un luogo di un certo tipo? Assolutamente sì, è un'esperienza molto diffusa in Europa e nel resto del mondo. In Italia arriviamo con calma, ma ci arriviamo. Bene, adesso noi ci vediamo i titoli di questa puntata, poi proseguiremo in questa, diciamo, conoscenza nuova. Condividere l'intera annata produttiva con chi produce. A Preganziol, nel Trevigiano, la prima casa comunità a supporto dell'agricoltura. 40 soci che investono nella terra e in chi lavora per consumare verdura di provenienza certa ed ecosostenibile. Predazioni costanti e branchi sempre più vicini alle case. Si sentono sotto assedio le comunità dell'altopiano di Asiago che, dopo l'ultimo attacco dei lupi con l'uccisione di 3 asini, chiedono l'intervento dei carabinieri. Prevenire e, se possibile, curare le patologie della prostata, sempre più diffuse tra gli over 50, in alcune erbe i principi attivi per limitare l'infiammazione. Con il nostro spezier Renzo Gatto impariamo l'attività benefica dell'epilobio. Evitare il fai da te pericoloso, ma anche il taglio affrettato che rovina le piante. Con Adriano Favaretto, lezione di potature aeree da far fare a professionisti per non farsi male, ma da controllare per evitare che poi ci lascino non chiome ma attaccapanni. Dalla cesta di ferro intrecciato per le uova al mortaio per frantumare il pepe. Con Franco Grespan ricordiamo l'antica pratica contadina del baratto, quando non c'erano soldi e ognuno offriva quel che aveva. Domenico, ma queste CSA qui a Preganziol come funziona? Cioè come si declina? Si declina su un territorio, su un terreno appartenente a un privato, dato con affitto e fondo rustico a una società agricola, che si sta incamminando verso una forma di impresa sociale, quindi vuol dire partecipata appunto dai membri della comunità, e quindi che sono tutti responsabili della conduzione fondamentalmente. Sono 1,5 ettari di ortaggi, e questa comunità, delegando alcuni suoi membri, chiaramente, inizia a stabilire quali sono i bisogni di cibo in ortaggi per questo momento di questa comunità. Cioè, cosa vogliamo? Vogliamo insalata, vogliamo fagiolini, che varietà di fagiolini vogliamo, che fagioli, come vogliamo mantenere il terreno, e quindi si fa tutto un programma di produzioni da cui deriverà chiaramente degli input, un bilancio economico, perché serviranno dei macchinari da ammortizzare, serviranno delle strutture, serviranno tubi goccia a goccia, servirà manodopera. Questo bilancio dirà fondamentalmente quanto costerà alla comunità garantirsi il cibo, non comprarlo, garantirselo.
Garantirselo vuol dire che noi sappiamo che costantemente Madre Natura produce se lavoriamo e che quindi ci darà e noi riceveremo. Questo bilancio viene poi coperto annualmente attraverso la formula di un'asta sociale, dove diremo ok, per tutti i membri che siamo della comunità, una quarantina di famiglie, questo è il bilancio che dobbiamo coprire, questa è la quota indicativa se dividiamo il bilancio totale per il numero delle famiglie. Diciamo che fate la divisione a quote. La divisione è a quota, sì. Okay. A quota è una quantità indicativa di produzione per quella settimana, per quella persona. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo per le notizie dell'agricoltura e poi proseguiremo raccontando questa storia di CSA Preganziol. Allevatori sotto assedio sull'altipiano. Qui siamo in Contrada Pella ad Asiago e questi sono i risultati dell'ultima predazione di un branco di lupi, 3 asini che per questa comunità erano più che animali. Gli animali fanno parte, non è un lavoro il nostro, fanno parte della nostra famiglia, li allevi come figli, li vedi nascere, li cresci, li accudisci e vederli predati così che ti viene a mancare come una persona cara. Branco che si avvicina sempre più pericolosamente alle case, con il risultato che i cittadini hanno deciso di chiamare i carabinieri. Chiediamo un supporto, che vengano ad accompagnarci a fare il giro per motivo di sicurezza, perché noi ci sentiamo veramente sicuri. Poi dicono che il lupo non attacca le persone, chi lo sa. Cimice asiatica, il Veneto scrive al Ministro per l'Ambiente e a quello per le politiche agricole. Nella lettera l'assessore Giuseppe Pan sottolinea come a fronte di danni per 100 milioni di euro solo in Veneto, lo Stato abbia messo a disposizione per tutta Italia 80 milioni di rimborsi. Ma la preoccupazione maggiore è per la nuova stagione. Non è ancora previsto un decreto per il rilascio della vespa samurai, antagonista naturale della cimice asiatica. Per un'azienda under 35 che chiude, altre 4 aprono. Questi i dati di Coldiretti nella settimana dell'Oscar Green dedicato ai giovani in agricoltura, che si stanno dimostrando con una marcia in più rispetto al trattore. Aratro ma anche social, così nasce il contadino influencer come per il 25enne bellunese Simone Bazzali, che è anche consigliere comunale a Sospirolo, dove è noto per il suo impegno contro la plastica. Sui social il contadino Simo coinvolge le sue galline in videomessaggi seguiti da follower da ogni parte. Forse la tendenza dell'agricoltura veneta ora non è più solo seminare, allevare e raccogliere, ma anche cinguettare su Twitter o, nel caso di Sospirolo, fare coccodè su Instagram. Abbiamo detto 430 euro per nucleo, per quota, ma con 430 euro quest'anno che cosa è stato garantito ad ogni famiglia? Viene garantita una determinata quantità di questi ortaggi. Chiaramente poi dopo la comunità impara che l'agricoltura da sempre sta sotto il cielo. Tipo adesso che cosa? Adesso abbiamo porri, radicchi, abbiamo gli ultimi broccoli e gli ultimi cavolfiori e gli ultimi cappucci e stiamo preparando le nuove serre per il 2020. Ma in che quantità? Cioè nel senso quanti radicchi, quanti porri? La quantità precisa è difficile da valutare, perché quando anche la comunità inizia a fare un piano culturale inizia a capire quanto è aleatorio il fatto che io semino, pianto un tot e mi aspetto con una perfezione millimetrica un tot di chili e tutto il resto. Stiamo sotto il cielo, quindi dipende anche dall'andamento. È stata una stagione primaverile disastrosa con 45 giorni di pioggia per esempio, e lì la comunità ha risentito per esempio delle difficoltà climatiche, però diciamo che molto spesso invece la natura regala anche molto di più, quindi è difficile dire tutto quello che c'è viene distribuito. Essendo 50 famiglie solitamente alcuni ortaggi vengono distribuiti ad unità, quindi per esempio in una distribuzione ci sono stati un broccolo per ciascuno, 3 radicchi per ciascuno, un tot di finocchi, un tot di porri, un tot di... A seconda di quello che viene. Poi chiaramente l'agricoltore sa che potrebbe raccogliere anche tutto oggi, ma alcune cose non sono pronte, alcune cose saranno pronte fra una settimana, alcune cose è meglio aspettare così le spalmiamo meglio. Diciamo che anch'io sto apprendendo sempre di più a fare delle migliorie e a produrre efficacemente al meglio. Adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi riprenderemo a raccontarvi questa CSA di Preganziolo, ma soprattutto le esperienze che hanno portato Domenico qui a Preganziolo.
Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Padana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato invidiabile, usa i nostri nuovi concimi Fertitav. Padana Sementi. Per un prato sempre al top. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando le comunità di supporto dell'agricoltura, le CSA, in particolare questa a Preganziolo. Siamo con Domenico Maffeo. Senta, ma qui alla fine chi lavora? Qui alla fine per questa comunità di 40-50 famiglie lavora un agricoltore. Questi sono i numeri che può dire il bilancio. Però insieme all'agricoltore c'è tutto il supporto della comunità, che ha anche bisogno di tornare a riavvicinarsi alla terra e che quindi attraverso la formula della fattoria didattica si mette a disposizione e viene indirizzata per esempio ad apprendere alcune fasi lavorative e poi alla fine dei conti dà un contributo effettivo all'agricoltore, che quindi non è lasciato solo, non è il servo della gleba abbandonato sui campi e lontano dal mercato, ma è il membro della comunità. Abbiamo voluto appunto continuare come fattoria didattica perché bisogna contribuire a fare un salto culturale attraverso un'educazione all'ecologia integrale, e per questo motivo siamo anche collegati a reti sia italiane, la rete della regione Veneto delle fattorie didattiche, ma anche a reti internazionali, per esempio alla rete WUF Italia, WUF Europa, dove ci sono dei volontari che vengono da tutto il mondo per condividere uno stile di vita rurale orientato alla ricerca di forme di vita alternative. Ci siamo accreditati come centro educativo agricolo, ambientale, e per questo motivo con la nostra specificità attiriamo delle persone a cui interessa veramente tornare ad apprendere come vivere, come stare al mondo e come da sempre Madre Terra ci sostenta. Adesso come sempre ci fermiamo con lo spessiere e naturalmente le sue tisane. Oggi parleremo di un disturbo tipico dell'età matura dell'uomo, diciamo dai 55-60 anni in poi, e cioè dell'ingrossamento della prostata. Potremmo utilizzare una tisana a base di epilobio e di urtica. L'epilobio è un arbusto che cresce nei nostri boschi in tutta Europa. Allora noi prenderemo 1 grammo di epilobio essiccato, lo metteremo in 100 ml d'acqua e facciamo la tipica tisana, cioè versiamo l'acqua bollente sulla tazza contenente l'epilobio e lo lasciamo lì per 10 minuti. Separatamente prendiamo un altro pentolino, ci mettiamo altri 100 ml di acqua e ci mettiamo 1,5 grammi di urtica dioica. Questo lo portiamo a ebollizione e lasciamo bollire per 1 minuto o 2. Filtriamo, facciamo una tisana con le 2 tisane. Ecco, di questo possiamo berne da 1, 2 e anche 3 tazze al giorno e ha un effetto molto importante per quanto riguarda il contenimento dell'infiammazione della prostata. Meglio ancora se a questa tisana aggiungiamo nell'arco della giornata magari un 20-30 grammi di semi di zucca. Ecco che tutto questo, cioè la tisana più i semi di zucca, danno una risposta discretamente importante, abbastanza importante nell'ipertrofia prostatica benigna. Un'avvertenza che farei nei soggetti con questa patologia, con questi disturbi, è di non utilizzare piante marcatamente diuretiche, perché ci potrebbe essere un blocco della diuresi con problemi che possono anche diventare importanti. Qui Domenico, lei si è cambiato perché? Perché abbiamo iniziato a fare la parte pratica, cioè fattoria didattica. La comunità sta apprendendo come realizzare una serra, un tunnel, che sarà utile per la produzione del cibo della comunità. Ecco, chi sta operando è anche gente che ha investito, cioè fa parte, diciamo, del gruppo del CSA. Assolutamente, sono membri della CSA a tutti gli effetti, partecipanti. Hanno bisogno di apprendere perché appunto dobbiamo riavvicinarci alla terra e al cibo, e per di più questa serra è un investimento comune realizzato grazie alla partecipazione di Mago Venezia anche. Ecco, volevo chiedere, ma perché ha fatto questa scelta della CSA? Ma perché diciamo si voleva fare qualcosa un po' anche per il nostro territorio, e da impiegato ho
preferito insomma dare un contributo anche per l'agricoltura. Che soddisfazione prova a mettere le mani proprio sulla terra? Beh, è una cosa di cui avevo molto bisogno, cioè noi giovani siamo un po' staccati, diciamo, da tutto questo, anche il sapere manuale, il rapporto vero con la produzione, quindi anche col valore delle cose. Mangiare anche cibo stagionale ti cambia la prospettiva su... Non cucini più pensando a che piatto fare, vai a comprare le cose, ma decidi che piatti fare a seconda di quello che la stagione ti regala. Quanta fatica c'è a preparare queste cose? Beh, un po' di fatica, ma soddisfazione, non è fatica perché dopo alla fine ci sente bene. Va bene, allora adesso noi concludiamo con Bruno Moro, che è il proprietario del terreno, ma di fatto anche un po' l'ideatore di questa CSA, mi pare di capire. Più che CSA io sono anzi ho messo in piedi la fattoria biologica ancora negli anni 70 e adesso i ragazzi hanno aggiunto anche gli aspetti di un agriturismo a tema, cioè non un agriturismo per venire a fare la mangiata, ma l'agriturismo perché ci sia un contenuto didattico su queste cose, perché secondo me, e questo se mi chiedono qualche consiglio glielo dico sempre, ciò che è carente in questa società è soprattutto la cultura. Oggi c'è la cultura del dito sul smartphone dove cerchi di trovare tutto ma non approfondisci mai. La terra ha i suoi ritmi e le sue leggi, che sono leggi precise. Devi seguire l'ordine della luce, del sole, del calore, dell'umidità, della pioggia, eccetera. Devi stare ai ritmi della natura e la natura non fa scherzi, è lenta, però ti permette di capire. Oggi vi parliamo di potature aeree. Certamente vanno fatte su piante ad alto fusto. Per far questo vi consiglio di fare l'intervento da una ditta specializzata, che siano in regola e che siano professionisti a un liriodendro tulipifera. Come vedete bisogna un po' raccoglierlo, raccordarlo perché dà problemi al tetto della casa. Il giardiniere sta portando in maniera tale da ridimensionarsi la pianta, ma pur lasciandogli una forma corretta della pianta. Sul ramo lascia sempre dei piccoli rametti che servono poi a risucchiare la linfa e a mascherare la potatura. Come vedete l'operatore sta valutando adesso come chiudere la potatura di questo liriodendro. Sono gli ultimi tagli. C'è da dire che sulle alberature a foglia caduca c'è sempre il ricaccio, diciamo, della pianta, i rami, e fa presto a vestirsi. Certamente sulle conifere dobbiamo evitare di fare queste potature abbastanza drastiche, onde evitare poi degli attaccapanni. Io li considero attaccapanni perché è difficile che ricaccino. E ci siamo trasferiti nella Casa dei Beni Comuni. Perché siamo qui, Domenico? Siamo qui perché è uno dei punti di distribuzione della comunità che supporta l'agricoltura. Ecco, andiamo a vedere che la distribuzione è fatta così in maniera molto pratica, devo dire, no? Eh sì, ognuno si arrangia contribuendo anche a velocizzare e a facilitare la distribuzione e ognuno prende in base a una quota settimanale. Ecco, vedo delle scritte, ad esempio Radicchio di Treviso, Porri 2, cioè, cosa significa? La questione della quota settimanale. Perché lo ricordiamo, questo è in relazione alla produzione. Alla produzione, al piano di produzione che è stato spesato e bilanciato insieme. Dario Brolo, buonasera. Buonasera. La scelta di fare questa operazione qui? È la volontà di sostenere un modo diverso di produrre e di consumare prodotti agricoli sani, biologici e di lavorare in rete con la realtà del territorio, aziende agricole. Ma alla fine mi pare di capire che quasi si paga di più però rispetto alla grande distribuzione, no? Beh, la grande distribuzione non fa testo perché non sempre i prodotti della grande distribuzione sono di qualità. In realtà non si spende di più, si spende una cifra settimanale per cui che con una quota media di circa 10 euro porta a casa una spesa che è il fabbisogno per 2 o 3 persone, alle volte anche 4. Marco Zarbai, perché questa scelta?
perché è importante riuscire a creare una nuova relazione tra quella che è la campagna e la città, per esempio, come noi spesso ci troviamo nei supermercati prodotti che arrivano da molto distante, quando in realtà una campagna che ci sta più vicina sarebbe perfettamente in grado di sostenere alimentarmente la popolazione delle città, come per esempio Treviso, in questo caso con un'azienda di Preganziol. Alberto Facchin, quanta soddisfazione c'è a partecipare a questa esperienza? Beh, a parte tutto l'aspetto della conoscenza delle persone eccetera e la qualità dei prodotti eccezionale, una cosa che mi dà una soddisfazione enorme è andare via di qui senza neanche una sportina di nylon, senza niente di plastica. È una banalità, è simbolica, ma non è neanche tanto simbolica, perché se proviamo a mettere insieme la plastica che usiamo in una settimana, io ho provato a farlo, e si creano dei cumuli non da poco. Rispetto al supermercato, che cosa trova di più qua? Allora, innanzitutto so da dove viene la verdura, ha un sapore diverso perché ha un sapore vero, e so che come viene diciamo coltivata, per cui anche l'origine di tipo biologico, so chi diciamo mette le mani nella coltivazione, e volendo posso anche farlo anch'io. Lascio fare la spesa. Grazie, adesso noi ci vediamo alle previsioni del tempo col generale Giancarlo Iannicelli e poi trarremo le conclusioni di questa esperienza. La situazione dopo veramente tanti giorni sta cambiando, finalmente una depressione sul nord Europa è abbastanza intensa e ci ha indirizzato un sistema perturbato nelle ultime ore. È un sistema perturbato che si è mosso in un campo di alte pressioni, quindi attenuato in parte e soprattutto veloce. Diciamo subito che dopo il passaggio di questo sistema frontale già da domani avremo un netto miglioramento e si risistemerà di nuovo l'alta pressione, che dovrebbe perdurare per tutta la settimana, quindi ancora situazione di ristagno di masse d'aria in pianura e quindi aumento anche degli inquinanti. Comunque più in dettaglio, per domani, dopo le piogge di oggi, dovremmo avere un cielo in prevalenza sereno, inizialmente un po' di velatura e poi cielo sereno. È un cielo in genere sereno durante tutta la prossima settimana. Naturalmente la mattina presto avremo una velatura del cielo, potremo avere ancora dei banchi di nebbia gradualmente, quindi man mano che l'aria si carica di umidità col passare dei giorni potrà dar vita nelle pianure più interne a qualche banco di nebbia. Questo in pianura, naturalmente in montagna non succede niente se non le precipitazioni nevose di oggi. Per quanto riguarda le temperature minime in genere restano sopra lo zero in pianura, intorno a mercoledì, giovedì potremo avere ancora un picco di sotto zero, e domani mattina, perché c'è la notte serena, quindi ricade, il suolo perde velocemente quel calore accumulato e quindi le temperature calano verso il basso. Per quanto riguarda le massime invece dai 5-6 agli 8-9 gradi, quindi siamo nella media se non sopra la media. L'Alto Adriatico è sempre previsto da poco mosso, con localmente durante qualche giorno tende a muoversi il moto ondoso, quindi a diventare mosso. È tutto. E per le conclusioni siamo tornati all'interno dell'area dell'azienda dove c'è il CSA. Domenico, ma lei dove abita? Lavora qui, ma dove abita? Io lavoro e abito qui. E qui abita da solo, no? No, abbiamo riprodotto in chiave moderna quel concetto di famiglia contadina allargata. Siamo una co-housing. E quindi qui quante famiglie vivono? Qui siamo 4 famiglie che abitano in questa casa mezzadrile, e siamo 12 persone, 11 persone. E tutte che lavorano qua? No. No, c'è qualcuno che lavora qua e qualcuno che lavora fuori. E so che voi fate un'esperienza diversa anche qui all'interno di questa casa, quella ad esempio della condivisione delle entrate. Sì, abbiamo fatto una scelta, noi apparteniamo a un'associazione italiana che si chiama Mondo di Comunità e Famiglia, abbiamo scelto di fare la cassa comune. Abbiamo fatto questa scelta consapevolmente perché non manchi niente a nessuno. E proprio per parlare di soldi, ma alla fine queste CSA sono convenienti? Allora, dal punto di vista monetario, economico, può essere di sì, noi vogliamo dimostrare questo, e diciamo che bisogna lavorare bene, bisogna fare in modo che il clima ci assista, e quindi noi sul lungo periodo dimostreremo che lo è. Ma allora alla fine la filosofia di queste CSA quale deve essere? Qual è?
È una filosofia di rispetto del suolo, rispetto della situazione ecologica, rispetto del clima. È una filosofia di consapevolezza, nulla deve essere sprecato, quindi di cosa abbiamo bisogno, diamoci dei limiti, diamoci dei paletti, anche di stagionalità. Da lì dire ok, di questo abbiamo bisogno, di questo vogliamo produrre e vogliamo che appunto nessuno ci speculi sopra. Nelle CSA il profitto scompare. Va bene, con questo si conclude anche questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola la lasciamo a Franco Grespan, agli attrezzi agricoli e ai proverbi. Come sempre noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao Tosatti, qua siamo a case Piavone e per ricordarsi di una volta sulle case di campagna, la roba più grande che poteva succedere era il mangiare a mezzogiorno, perché era dura e ora la femmina con sto sestel qua la metteva 30 uova dentro e andava dal casuin a Ghia Savaia e il casuin gli dava una bottiglia di olio. Quello era il baratto che faceva, a tu capio. A un certo momento gli portava a casa anche il pere e questo è un battarello di legno che pestava il pere e era ancora in grani. Pensati quanto che gas fatigas ste povere femmine in casa. Se mosate carnevale, mi raccomando, vi dico un proverbio. Con tante ciacque non si impasta fritto. Stemme ben e avanti sempre. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.